Un anno dall'insediamento di Di Capua a Chiavari, in corso lavori di manutenzione e messa in sicurezza, la minoranza però critica, la città è ferma. La Fiumana Bella, Dante e la vita di tutti i giorni nello spettacolo di Maurizio Lastrico, applausi e risate sul lungo Entella a Chiavari con l'attore genovese. Successo per il varo della passerella pedonale di Carasco, 2 le gru in azione che hanno posato la struttura in acciaio sulle spalle, in cemento armato, campane a festa, a Rivarola. Ritirata in consiglio a Chiavari la pratica della conversione in azioni del credito di ATP, approvate 2 variazioni di bilancio, critiche su spese legali e l'affidamento dei parcheggi a Marina Chiavari. La fontana di Piazza Milano a Chiavari dedicata all'8 marzo in onore di tutte le donne. Il Comune ha accolto la proposta del Centro Italiano Femminile e la cerimonia di intitolazione. Preoccupazione dei sindacati sul passaggio di gestione dei parcheggi a pagamento a Chiavari. Aperto il bando per la selezione pubblica, chieste rassicurazioni per i 9 dipendenti APCOA. Entra nel vivo il trasloco della nuova sede per l'Agenzia delle Entrate di Chiavari. Da martedì saranno operativi nuovi uffici allestiti nell'ala di Levante del nuovo Palazzo di Giustizia. Un'app per controllare gli orari dei bus sul cellulare è una delle richieste degli utenti della Fontana Buona ad ATP. L'azienda ha sottolineato la sostituzione di alcuni mezzi non più affidabili. Nel Palazzo della Cittadella a Chiavari in diretta il restauro della cassa processionale con le tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto. Il 14 luglio sarà ricollocata nella nicchia della cattedrale. La riforma della sanità al centro di un incontro che si è svolto a Chiavari. Confermata l'integrazione dei 3 poli ospedalieri dell'ASL 4, nessuna previsione certa sui tempi di attuazione. Imparare a vivere il mare, questo è il motto dei corsi di vela organizzati dallo Yacht Club di Chiavari che insegnano ai ragazzi i primi rudimenti velistici e il rispetto del mare. Riapre parte della IML di Casarza Ligure, una parte del piazzale e la stamperia torneranno in attività da lunedì. L'ordinanza firmata dal sindaco, alcuni dipendenti potranno anche tornare al lavoro. I giovani non sono un problema, ma devono essere inseriti come parte attiva nella comunità in cui vivono. L'analisi del pedagogista Andrea Marchesi nel seminario Narrazioni. Apertura straordinaria del Museo Diocesano a Chiavari per le feste di luglio. Tra le numerose opere di arte sacra anche un dipinto dell'Annunciazione e una statua dell'Immacolata. Insediati a Sestri Levante il nuovo Consiglio Comunale e la Giunta. Massimo Bixio riconfermato Presidente dell'Assemblea. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo con la politica amministrativa, abbiamo fatto un primo bilancio di un anno di insediamento del sindaco Di Capua a Chiavari. Sono in corso diversi lavori di manutenzione, ma la minoranza è critica e dice la città è ferma. Parleremo poi anche dello spettacolo che Maurizio Lastrico ha fatto sul lungo Entella, al centro Dante e la Fiumana Bella. Vediamo i servizi. Per il sindaco Di Capua è stato un anno di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza. Intanto la viabilità, si stanno asfaltando alcune vie, domani ripartirà l'intervento in Viale Tappani e si stanno completando i lavori di pulizia delle condotte in Via del Pino e Corso Millo. In totale, spiega il primo cittadino, sono stati eliminati 200 tonnellate di materiale. Presto si passerà anche in piazza Rupinaro. A breve i cantieri apriranno anche in Via Prandina per migliorare la regolamentazione del traffico. Verrà istituita una rotatoria e verranno anche realizzati dei marciapiedi allargati e allungati per la messa in sicurezza dell'uscita dei bambini dalle scuole solari. L'intervento complessivo a base d'asta di 220.000 euro è in corso il bando di gara presso l'ufficio contratti, l'ufficio legale del Comune di Chiavari. In fase di studio, aggiunge Di Capua, i lavori al campo sportivo A11 in Colmata. Abbiamo stanziato 500.000 euro, la gara è ancora in corso, è stata fatta una prima apertura delle buste. C'è stato un ribasso del 17% che dovrebbe essere la ditta che vincerà i lavori, però le procedure sono ancora in corso. Ci sono anche i lavori di risanamento di Palazzo Rocca, a vincere la gara una società di Mestre che si occuperà del rifacimento della copertura e del prospetto nord dello storico edificio. 998.000 euro le ha messi il Comune, 250.000 euro le ha messi il Ministero, la Soprintendenza, il Ministero dei Beni Culturali. A breve partiranno, presumo, anche i lavori. La direzione spetta alla sovrintendenza, all'architetto Pastor insieme all'architetto Luciano Maggi.
L'opposizione critica però questo primo anno di Di Capua. Per l'ex sindaco Levaggi la giunta fa le piccole cose ma non riesce in quelle grandi. C'è immobilismo, spiega, la gran parte dei lavori sono pratiche ereditate, per il resto non sembrano esserci nuove idee. Dello stesso avviso Cama del PD che dice ok, lavori di manutenzione, ma manca un'idea complessiva e condivisa della città. Ad oggi, spiega, mancano i grandi progetti e cita depuratore, PUC, gestione delle piazze e dei parcheggi e così via. E Chiaveri s'addima una fiumana bella e del suo nome lo titolo del mio sangue fa sua cima. Con il suo spettacolo non poteva non partire dalla nota terzina in cui Dante Alighieri racconta l'incontro con Papa Adriano V dei Fieschi nel 19° canto del Purgatorio, l'attore genovese Maurizio Lastrico, ma con lo stesso stile narrativo arcaico ha raccontato aneddoti comici della vita di tutti i giorni, intrattenendo il numeroso pubblico presente e assiapato lungo l'Entella per una serata all'insegna del sommo poeta e del divertimento. Rincorsi la corriera con premura, quando ecco che mi chiama un panca bestia. Più di me avea gobba la postura, una birra della Lidl nella mano e fra denti varie specie di verdura, eccetera, eccetera. Nel mio intendimento c'è quello di fare un omaggio a Dante, i passaggi di Dante nelle nostre terre, collegarlo al mio lavoro sulla Divina Commedia più modesto e diciamo più goliardico, un omaggio anche al dialetto, all'uso del volgare, eccetera, e poi questa è la parte che ci metto io. Vediamo il pubblico, i chiavaresi. Qui c'è nata mia mamma, spero che mi trattino bene, insomma. Una serata scandita da molti applausi e risate in cui non è mancata la musica con Angelo Minoli e Andrea Volpani e la camerata musicale ligure. Sul palco nel finale anche i sindaci di Neirone, Cogorno e Chiavari che si sono esibiti sulle note di Ma se che penso. Sullo sfondo il placido scorrere dell'Entella, una presenza silenziosa che però non ha mancato di suscitare qualche preoccupazione prima dello spettacolo a Lastrico. Cos'hai dietro? La fiumana bella. Perché lui lo chiamava Lavagna, però ho scoperto, però il fiume è Entella. Secondo te qua devo dire Entella o Lavagna per non far arrabbiare la gente? Entella, assolutamente. Allora, il fiume Entella, perché lì nella parafrasi mi ha scritto fiume Lavagna, avevo un po' paura, avevo. Allora è meglio chiederlo alle prof, forse. Oh, cazzo, qua siamo leggermente campanilisti, non tanto in questi posti qua, è vero, è vero. Festa a Rivarola di Carasco e a Graveglia per il varo della nuova passerella pedonale. Questa volta 2 gru hanno posato la struttura in acciaio sulle spalle in cemento armato. Parleremo di questo ma anche del Consiglio Comunale che si è svolto a Chiavari con diverse delibere e l'intitolazione della fontana di Piazza Milano sempre a Chiavari all'8 marzo in onore di tutte le donne. Vediamo i servizi. Tutto è andato secondo quello che si era ipotizzato questa volta? Tutto è andato tutto bene, come ipotizzato, misure perfette, lavoro ben fatto dagli operatori, siamo tutti contenti con le campane che suonano. Come si è proceduto nella movimentazione della struttura? Si sono utilizzate 2 gru, la più potente è quella che teneva lato strada provinciale, lato Graveglia, e l'altra è quella che ha movimentato il lato Rivarola in 4 fasi con 3 soste intermedie e 4 fasi, come era stato inizialmente progettato e messo sulla carta. Un lavoro di squadra. Un lavoro di squadra, sì. E se non si rompe? Bravo! Dopo tanti anni si è realizzato un sogno che l'amministrazione comunale di Carasco si era prefissata nel mandato elettorale e ha raggiunto l'obiettivo. C'è tanta emozione, ci sono anche le campane a festa di Rivarola, un momento di festa per tutto il comune. Sì, per tutto il comune, per la frazione di Rivarola e Graveglia, perché oggi è un giorno importante. Dopo tanti anni ci sarà di nuovo il collegamento fra le 2 frazioni, che è importante per gli abitanti. Adesso inizieranno gli allestimenti del ponte, quando si prevede la riapertura? Noi speriamo a settembre che ci sia la riapertura, quando iniziano le scuole ci sia la possibilità di poter andare a prendere il pullman sulla sponda sinistra dell'Entella. A complicare le operazioni è proprio la presenza della vecchia pila in alveo che al momento rimane lì.
Al momento rimane lì perché il vecchio ponte è stato vincolato dalla soprintendenza e l'amministrazione ha già speso 90.000 euro per spostare una pila delle due in alveo e metterla nella sponda destra dal lato Rivarola, e ha imposto anche il fatto che rimanga invece in alveo un pezzo di passerella esistente. Secondo l'avviso dell'amministrazione è una scelta che noi non condividiamo ed è per questo che abbiamo fatto ricorso prima al Ministero, che è stato respinto, e ora anche al Presidente della Repubblica. Speriamo che prevalga il buon senso e prevalga anche la sicurezza dei cittadini. Non si tratta quindi di una volontà politica dell'amministrazione, ma di un motivo tecnico da parte dell'organo di revisione, di controllo. È iniziato con il ritiro della pratica di conversione del credito vantato dal Comune in quote azionarie di AMT e ATP il Consiglio Comunale di Chiavari. Il provvedimento era stato chiesto ai comuni creditori dell'azienda di trasporto pubblico da parte della città metropolitana ed era già stato approvato in commissione. A stopparlo però i revisori dei conti di Palazzo Bianco. Secondo i revisori dei conti non si può fare perché ci vuole un raffronto, bisogna dimostrare il risparmio che si ha con i soldi pubblici della gestione in house tramite l'AMT rispetto a fare una gara pubblica. La seduta del Consiglio Comunale di Chiavari è proseguita poi con l'approvazione da parte della maggioranza di 2 variazioni di bilancio. Tra le voci criticate dall'opposizione l'aumento delle spese di consulenza da parte del Comune, stigmatizzata quella relativa alle vicende legali del porto di Chiavari, affidata allo studio dell'avvocato genovese Lanzalone, attualmente in carcere per l'inchiesta sul nuovo stadio di Roma, e quella relativa all'affidamento della sosta cittadina a Marina Chiavari. I posteggi erano esternalizzati dalla precedente amministrazione nel 2008, erano gestiti da una società con un contratto. A mio avviso il Comune avrebbe dovuto fare una gara trasparente e continuare su questa linea con la ditta che ovviamente attraverso una gara europea avrebbe dovuto vincere. Adesso il Comune ha speso già 500.000 euro di investimenti per comprare dei parcometri, con una gara tra l'altro molto complessa, e gli introiti rispetto a prima pare che si aggirino circa su 150.000 euro all'anno. Allora il gioco valeva veramente la candela, adesso ci sono anche i problemi dei dipendenti. Lavoratori attualmente in forze ad APCOA, la cui situazione è stata portata all'attenzione del Consiglio dalla CGIL, che chiede il riassorbimento di tutte le 9 persone attualmente al lavoro. Rassicurazioni in merito sono arrivate dall'Assemblea, che ha ribadito come alla fine dell'operazione per il Comune si avrà un guadagno potenziale di 2.400.000 euro a fronte dei 158.000 inseriti in variazione, criticato dall'opposizione. Stima tenuta al ribasso, secondo il sindaco, per inserire agevolazioni per i residenti e una rimodulazione delle tariffe. Come la donna affronta gli ostacoli, abbraccia le situazioni, custodisce la vita, a volte cade, poi si rialza più forte di prima, così l'acqua scorre, avvolge e zampilla con il fragore della sua energia. Questa poesia, incisa su una targa nera di Ardesia, da oggi abbellisce la fontana che da diversi anni a questa parte decora la passeggiata a mare sul lato sud di Piazza Milano a Chiavari. Una fontana che è stata dedicata all'8 marzo, festa simbolo della donna, grazie alla sinergia tra il Comune e il Centro Italiano Femminile, che hanno fortemente voluto intitolarla a tutte le donne. Il CIF negli anni ha chiesto all'amministrazione comunale, non solo quella di Chiavari, se era possibile intitolare una via o una piazza alla festa dell'8 marzo, alla festa internazionale della donna. Purtroppo per problemi di toponomastica non si è riusciti, e allora il CIF di Chiavari ha pensato che a Chiavari ci sono tante fontane e che l'idea poteva essere quella di intitolare una fontana. Presenti alla cerimonia di intitolazione i sindaci di Chiavari, Cogorno e Mezzanego, l'assistente spirituale del CIF Don Pino Privitera e numerosi rappresentanti di associazioni culturali e volontariato. Madrina dell'evento è stata Suor Mafalda Canevello dell'Ordine delle Giannelline, suora imprenditrice e ideatrice della società Catering Più, che dà lavoro e sostegno alle persone in difficoltà, oltre che preparare i pasti per le mense degli istituti gestiti dalle suore. Un esempio di donna attenta al prossimo, per un legame, quello tra il Centro Italiano Femminile e l'Istituto Giannelli, che si va rafforzando sempre di più. A settembre infatti riaprirà nella sede delle Giannelline a Monte di Chiavari l'asilo nido Il Castello Incantato, gestito in questi anni dal CIF nella struttura di San Pier di Canne. È iniziata una bellissima collaborazione con le scuole giannelline, in quanto l'asilo Il Castello Incantato, l'asilo nido, a settembre aprirà i battenti presso la struttura delle Giannelline. It's finally the tables are starting to turn. Talk about revolution.
I temi del lavoro adesso, con la preoccupazione espressa da parte della CGIL sul passaggio dei lavoratori da APCOA al nuovo ente. Marina Chiavari, che dovrà gestire la sosta a pagamento per il Comune. È aperto un bando pubblico, ma si chiedono garanzie per questi lavoratori. Sentiamo. Che cosa chiedete innanzitutto dal punto di vista del lavoro? Ma innanzitutto chiediamo la garanzia del posto di lavoro per tutti coloro i quali sono assunti adesso dalla cooperativa APCOA, ma soprattutto chiediamo come Filcams CGIL chiarezza e trasparenza sul passaggio che è avvenuto. Più volte ho chiesto di essere convocata, non abbiamo chiarezza né su quando avverrà né di come avverrà. Abbiamo chiesto di fare un passaggio di ramo d'azienda, quindi con il 2112 del Codice Civile, perché questo ci garantisce una maggiore economicità e soprattutto la garanzia della continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti. Ci si ostina a voler fare una selezione pubblica chiamandolo un semplice colloquio, che semplice colloquio non è. Il bando è uscito venerdì e scade fra soli 10 giorni, con 3 giorni di festivi in mezzo, quindi con il rischio ancora di non riuscire a procurarsi tutta la documentazione per partecipare al concorso, ed è comunque una selezione che intanto, se è di evidenza pubblica, deve garantire la partecipazione di chiunque voglia partecipare. Questo è assolutamente nel mio DNA. Pertanto non c'è la garanzia di un passaggio diretto dei lavoratori di adesso, c'è una selezione pubblica che secondo noi non va fatta, perché la selezione pubblica la fa il pubblico impiego e Marina Chiavari è una società sì partecipata, ma non è una società pubblica. Quanti sono i lavoratori attualmente impiegati in APCOA e che dovrebbero fare il passaggio al ramo d'azienda? Allora, i lavoratori sono 9, di cui 8 ausiliari del traffico e una impiegata, e oltretutto il bando parla solo di ausiliari del traffico, quindi ci sono diverse incongruenze che a noi non vediamo chiaro e vogliamo assolutamente capire cosa si intende fare. Chiedete maggiore chiarezza quindi al Comune? Chiediamo maggiore chiarezza, ma soprattutto chiediamo la massima trasparenza nelle procedure. Aprirà martedì prossimo l'attività, riprenderà martedì prossimo l'attività dell'Agenzia delle Entrate di Chiavari nei nuovi uffici che saranno allestiti nel Palazzo di Giustizia, nell'ala levante del nuovo Palazzo di Giustizia. E proprio in questi giorni si sta completando il trasferimento. Noi siamo andati a vedere in anticipo i nuovi locali. Parleremo di questo, ma anche di trasporto pubblico, con l'incontro che si è svolto a Moconnesi tra gli utenti del servizio di ATP e appunto i vertici dell'azienda. E poi in diretta a Chiavari il restauro della cassa processionale con le Tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto, un'opera del Maragliano che il 14 luglio verrà ricollocato in cattedrale. Vediamo. Domani mattina siamo ancora operativi nella vecchia sede in Piazza dei Leonardi fino all'1. All'1 ci stacchiamo dalla rete. Il server viene spostato e quindi ovviamente cominceranno tutte le operazioni nel nuovo stabile. Si trasferirà l'ultima parte di personale. Abbiamo 3 giorni per riuscire a organizzarci, mi auguro, nel miglior modo possibile, e martedì 3 luglio ci auguriamo di essere pienamente operativi nella nuova sede. Sta entrando nella fase cruciale il trasloco della sede del Tiguglio delle Agenzie delle Entrate. Da martedì 3 luglio i quasi 70 impiegati degli uffici territoriali di Chiavari non occuperanno più le stanze e gli sportelli del palazzo che sorge a ridosso della stazione ferroviaria, ma saranno operativi in quelli in via di allestimento nel nuovo Palazzo di Giustizia. I primi 4 piani dell'ala di Levante, di quella che doveva essere la sede del Tribunale di Chiavari, trovano così nuovi inquilini che vanno a raggiungere gli impiegati del giudice di pace, traslocati qui nell'ottobre del 2016. Il front office è allocato al primo piano e poi chiaramente solo fino al primo piano potrà accedere il pubblico. Negli altri 3 piani ci saranno appunto tutti gli addetti ai diversi servizi. Il piano terra viene destinato all'Agenzia Entrate e Riscossione, ex Equitalia, e all'Ufficio del Territorio, quindi parliamo di ex Catasto Conservatoria, che però non arrivano subito con noi. Con che spirito i dipendenti stanno vivendo questo passaggio? Devo dire che ho avuto una grande collaborazione da parte di tutti i miei colleghi, senza la quale non sarebbe stato possibile fare tutto quello che è stato fatto. Tutti hanno capito che dovevano svolgere il loro ruolo attivamente, lo stanno facendo, lo fanno coscienziosi, e devo dire grazie a tutti quanti. Al pubblico invece che cosa chiedere in questo passaggio? Pazienza, tanta pazienza.
Una app per avere gli orari delle corriere sul telefono cellulare e per conoscere anticipi, ritardi e percorsi dei bus. È una delle richieste mosse dai partecipanti all'incontro di ieri sera a Moconesi. La soluzione allo studio, anche se pare di difficile attuazione per la disomogeneità della copertura di rete tra costa ed entroterra. Tuttavia, hanno spiegato i vertici di ATP, si sta già lavorando per l'avvio di una centrale operativa che migliori il livello di comunicazione nei confronti degli utenti. Confronto disteso e costruttivo dunque tra pendolari, rappresentanti del comitato sui disservizi in valle e amministratori locali. Oltre alla app è stata chiesta la revisione degli orari, ad esempio sulla linea 15, la verifica di incongruenze tra gli orari del sito e quelli marcati sulle paline in strada, la possibilità che ci sia qualcuno che in mancanza di informazioni dalla rete possa rispondere al telefono e dare notizie corrette. Il vicepresidente di ATP Esercizio, Carlo Malerba, ha spiegato che per la Fontana Buona sono stati messi in servizio 2 nuovi mezzi Van Hool da 10,5 metri, che sostituiscono dei mezzi di tipo Lander immatricolati nel 2010 ma considerati poco affidabili. Roberto Rolandelli, direttore operativo, ha aggiunto che entro la fine dell'anno sarà cambiato il 30% del parco mezzi di ATP, facendo crollare l'età media dei bus attuali. Inoltre, ha ricordato, è stata introdotta una nuova corsa sulla direttrice Fontana Buona-Chiavari e 4 nella direzione opposta. In poche settimane sono state sostituite 4 delle 6 corriere contestate. Infine, ATP sta valutando anche l'estensione del servizio a chiamata per le frazioni. Buone notizie dunque per i cittadini che riconoscono un piccolo passo avanti del servizio, sebbene per un miglioramento decisivo occorrerà attendere il 2019. Tra le altre richieste mosse, quella dell'apertura di un interscambio all'altezza di Bargagli, sulla quale è in corso una richiesta ad ANAS, e un maggiore impegno nella lotta all'evasione. Su quest'ultimo punto ATP ha precisato che i controlli sono già stati incrementati e che si sta sperimentando il sistema dei tornelli. Stiamo facendo il restauro delle casse processionali della cattedrale di Chiavari. Questa che vedete è la seconda cassa che stiamo portando al termine, che riconsegneremo il 13 luglio. È la cassa di Sant'Antonio Abate e quindi qui la cittadinanza potrà nei giorni indicati di apertura al pubblico ammirare da vicino i pezzi della composizione, che altrimenti saranno ricollocati a più di 2,5 metri di altezza, che quindi saranno meno apprezzabili dal punto di vista dei particolari. Fino a quanto c'è tempo per vedere da vicino queste opere? L'ultimo giorno è giovedì 12 luglio, perché poi appunto il 13 ricollochiamo. Saremo aperti tutti sia sabato 30 giugno sia sabato 7 luglio, dalle 10 alle 17. Vi vedremo quindi all'opera, con quali strumenti, che cosa farete nel dettaglio? Allora, in questo ultimo periodo stiamo facendo il ritocco pittorico, quindi gli strumenti di questa fase sono semplicemente il pennello, i colori e il solvente per diluire i pigmenti. Che opere sono? Sono appunto di Anton Maria Maragliano, la cassa di Sant'Antonio Abate del 1720, era stata realizzata per la confraternita di Sant'Antonio Abate, quindi nell'oratorio di Sant'Antonio qui di Chiavari, soppresso poi nel 1799, partecipa nel 1799 dalle soppressioni napoleoniche, e sono tutte realizzate in legno policromo e dorato. L'essenza linea maggiormente utilizzata è il legno di tiglio, e poi abbiamo anche un po' di pioppo per le parti più povere, come ad esempio la base sotto il fuoco, ha usato invece della conifera, e le casse processionali proprio vere e proprie che sono in cattedrale sono in legno di noce. È stato allestito anche un percorso che racconta in pannelli quello che è stato fatto e che si sta facendo. Sì, tutto questo grazie all'alternanza scuola-lavoro con il liceo Luzzati, con le classi quarte e quinte, e grazie alla professoressa Parodi. E hanno preparato dei bei pannelli didattici in cui si racconta sia la storia delle 2 casse sia le varie fasi del restauro. Siamo così arrivati alla giornata di venerdì, i temi della sanità, con il resoconto dell'incontro che si è svolto a Chiavari con l'assessore alla sanità regionale Viale, che ha illustrato i punti del piano sociosanitario in merito proprio al territorio del Tigullio. E poi parleremo anche dei corsi di vela che lo Yacht Club di Chiavari propone per i giovanissimi nell'area del porto di Chiavari. Vediamo i servizi.
Come sta la sanità nel comprensorio del Tigullio e a che punto è il percorso di attuazione del piano sociosanitario regionale? A queste e altre domande hanno provato a rispondere l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e la direttrice della ASL 4 Bruna Rebagliati nel corso di un incontro che si è svolto all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Tema centrale della serata, la riforma regionale che tra le varie cose riassegna e ridistribuisce i compiti delle 3 strutture ospedaliere del Levante, Rapallo, Lavagna e Sesti Levante. In attesa che quello contenuto nei documenti scritti diventi realtà, necessario a questo proposito l'approvazione in regione dei piani operativi di ciascuna azienda, passaggio formale previsto per i prossimi giorni, dalla direzione generale è stato confermato lo schema progettuale per una completa integrazione dei 3 poli sanitari del Tigullio. In particolare avremo il nostro ospedale di Lavagna, che è il nostro ospedale dedicato all'emergenza-urgenza, sede di primo livello, all'interno del quale devono essere collocate tutte le strutture che sono indispensabili per dare una risposta concreta e corretta all'emergenza. Abbiamo l'ospedale di Rapallo, che è il nostro più bello ospedale, l'ospedale più nuovo, ha delle tecnologie incredibili all'interno del blocco operatorio con la centrale unica di sterilizzazione aziendale che deve essere valorizzato, e poi abbiamo l'ospedale di Sesti Levante, che è il nostro ospedale per acuti, perché manterrà all'interno una medicina, tutta l'area oncologica, ma che dovrà vedere il suo orientamento fondamentale nella riabilitazione a tutti i livelli, ma anche un'unità degenza infermieristica e un progetto che stiamo facendo con i medici di medicina generale per una gestione di posti letto diretti dagli stessi. Tra le sperimentazioni annunciate nel corso della serata anche quella degli infermieri di comunità, personale sanitario a stretto contatto con il malato nell'ambito del proprio domicilio, il cui primo territorio di attuazione sarà la Val d'Aveto. Tornando sulla costa è stato confermato l'ampliamento dei posti letto dell'Hospice chiavarese, l'apertura a breve a Lavagna della Palazzina che ospiterà il centro di salute mentale, operazione questa che darà il via all'ampliamento del pronto soccorso. Nel corso della serata sono stati diversi gli interventi del pubblico presente che ha messo al centro della discussione il tema delle case della salute, per le quali ad oggi le risorse per implementarle non ci sono, ha confermato l'assessore, e dei tempi di attuazione di una riforma ad oggi solo sulla carta. Benvengano le osservazioni, le critiche costruttive, perché l'obiettivo di tutti è migliorare il sistema. Il sistema sanitario è complicato da muovere, le leggi, il rispetto delle regole, il rispetto dei conti, il blocco delle assunzioni del personale, ecco, sono tutti un po' paletti nel dare quelle risposte che i cittadini chiedono. Tornano i corsi di vela dello Yacht Club Chiavari, il cui scopo è di avvicinare i bambini al mare, insegnare loro a rispettarlo e fargli acquisire i primi rudimenti di vela. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in orario 9-12:30 e al pomeriggio 16-19:30, in caso di esigenze particolari. I ragazzi devono avere il certificato medico di idoneità sportiva, poiché per svolgere i corsi devono essere tesserati della Federazione Italiana Vela e possono scegliere se fare 1 o più settimane. Siamo andati a chiedere cosa si impara ad un corso di vela. La prima cosa è incominciano a imparare i nomi delle barche, come sono fatte le barche e i nomi sia delle barche che delle vele. Seconda cosa, imparano un minimo di conoscenza del rispetto del mare, delle regole di prevenzione degli abbordi in mare, per poter eventualmente poi andare anche con papà e mamma a sapere quali sono le regole. La terza cosa che imparano è pian pianino condurre la barca. Imparano già un qualcosina che permette loro di uscire con la barca, di fare un giretto, di comunicare. La prima cosa che cerco di insegnare è il rispetto per il mare, che non sembra ma in questo periodo manca molto. Poi vabbè, naturalmente si insegnano i nomi delle principali parti della barca, quindi semplicemente la vela, il timone, come funziona, cosa serve, perché ci sono e perché servono. Poi si comincia ad uscire in barca, si impara un pochino come reagisce la barca anche ai semplici spostamenti del peso e poi piano piano si va avanti, si complicano anche gli esercizi, si parte magari da semplicemente andare dritti, che non sembra, ma in barca non è semplice come in macchina, e per poi complicarlo sempre di più. Per esempio, qual è la regola fondamentale, la regola numero 1? Ma già soltanto le precedenze, che in macchina noi siamo abituati magari ad avere degli incroci, quindi le macchine che vanno tutte dritte, così in mare invece è come essere in un parcheggio, quindi capire come spostarsi. Ancora i temi del lavoro, buone notizie per la IML di Casarza Ligure, si è completata una parte della messa in sicurezza del versante franato, l'azienda così potrà ritrovare nuovi spazi che al momento, ad oggi, erano chiusi a causa della minaccia incombente e potranno tornare al lavoro anche alcuni operai dell'azienda.
Parleremo poi dei giovani, un tema affrontato nel corso di un convegno che si è svolto a Chiavari. Sentiremo la voce del pedagogista Andrea Marchesi. E poi, in occasione delle feste di luglio, a Chiavari apertura straordinaria del Museo Diocesano con nuove opere esposte. Vediamo. Quale parte della IML può essere riaperta e quindi tornare in attività? Questa mattina ho firmato un'ordinanza di sblocco dell'ordinanza di inagibilità riguardante una grossa parte del piazzale e del capannone dove insisteva la stamperia. Da lunedì la fabbrica potrà riprendere l'attività anche all'interno di questo capannone molto importante dove c'è il cuore pulsante della fabbrica e nella parte esterna per consentire ai mezzi anche di poter lavorare. Adesso qual è la percentuale, diciamo, di ripresa dell'attività per la IML? Che cosa manca, insomma? Manca soltanto la parte sottostante il movimento franoso che è venuto giù durante il brutto evento e quindi direi che un buon 80% è nuovamente agibile. Con l'ordinanza di questa mattina si aiuta anche un buon numero di lavoratori a tornare nella sede della IML? Sì, i lavoratori totali ricordo essere quasi 70 e di cui oggi 25 erano in cassa integrazione e con questo blocco dell'ordinanza consentiremo a una buona parte di questi lavoratori di tornare e al momento è previsto una cassa integrazione per meno di una decina di dipendenti. Adesso per la riapertura totale quali sono i prossimi step? Insomma, quanto tempo bisogna ancora aspettare? Questa è l'ultima fase, è la più delicata perché riguarda la movimentazione anche del materiale, che è un materiale particolare che va trattato con determinate attenzioni e quindi ci aspettiamo dei tempi un pochino più lunghi. Dovremmo chiedere anche a Regione Liguria una collaborazione per verificare dei siti idonei dove portare questo materiale. Un momento di confronto tra amministratori e operatori della rete socio-educativa sugli interventi in atto e sulle possibilità di sviluppo sul territorio a favore delle fasce d'età dall'infanzia all'adolescenza. Il seminario Narrazioni ospitato nella sala conferenze del Banco di Chiavari ha messo in rilievo due aspetti fondamentali. Il primo, quello che è stato interpretato, che è derivante dall'importante intervento fatto dal dottor Marchese, che ci ha aperto ad una visione diversa della realtà, a guardarne gli aspetti più educativamente rilevanti e soprattutto che ha dato una grossa speranza nella possibilità di un intervento educativo più efficace. Il secondo aspetto è quello di poter fare una valutazione, di avere un resoconto, un report di tutti gli interventi educativi che sono stati fatti sul territorio, molti. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Chiavari, Consorzio Tassano, Ceseco e Villaggio del Ragazzo che gestiscono il panorama dei servizi socio-educativi ed assistenziali per minori e giovani. Centrale l'intervento del pedagogista Andrea Marchesi. Mi è stato chiesto di raccontare dal mio punto di vista quale potrebbe essere la mission di un servizio rivolto ad adolescenti e giovani. La prima cosa dal mio punto di vista è smettere di cercare di capire, studiare, analizzare chi sono, di cosa hanno bisogno adolescenti e giovani. Il secondo movimento che ho proposto è quello di uscire dai luoghi comuni, dagli stereotipi. Quello che a mio avviso è importante fare è proporre esperienze nelle quali i ragazzi possano mettersi in gioco, possano mettersi alla prova, contribuendo attivamente oggi al presente delle loro comunità affinché queste esperienze poi segnino il loro percorso di crescita, il loro percorso di formazione. Che cosa si può visitare nel Museo Diocesano? Ma qui possiamo visitare e guardare qualsiasi cosa a livello artistico, più che architettonico, religioso, di statue in bronzo, in marmo, in legno, abbiamo quadri, abbiamo politici, vesti sacerdotali, abbiamo calici e soprattutto reliquiari, la parte migliore visto che uno di essi ne viene proprio dalla Basilica dei Fieschi di San Salvatore ed è il pezzo forte forse della nostra bella collezione di argenti.
E invece per quanto riguarda, diciamo, l'ultimo anno, quali sono le novità? Allora, le novità non sono tantissime ma sono particolari, perché è arrivato da noi un quadro del lascito di Elena Bono e ha lasciato già al Museo Diocesano un bellissimo busto in bronzo, meraviglioso, in argento. E poi è arrivato un quadro che raffigura l'Annunciazione, un bellissimo dipinto del XVII secolo circa, ambito piemontese, che ha un angelo meraviglioso, delle ali da ammirare veramente, perché raffigura quasi una pittura simile a Leonardo da Vinci, per come la vedo io. E poi abbiamo una statua in marmo che raffigura l'Immacolata, è bellissima perché oltre a notare subito proprio l'incisione della data, abbiamo anche un'opera che per tanti anni ha guardato il mare di Portofino e adesso ammira le opere qui del Museo Diocesano, quindi una piccola chicca. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Spazio adesso al nostro approfondimento. Andremo a Sestri Levante, dove si sono insediate la giunta guidata dal sindaco Ghio, riconfermato sindaco. Vedremo i nomi appunto della sua squadra di governo e i temi che affronteranno, che sono stati affrontati nel corso della prima riunione e la prima convocazione del Consiglio Comunale della Bimare. Vi lascio a questi servizi. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine. Torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Frazioni, scuole, sicurezza e lotta al gioco d'azzardo. Con questi temi hanno preso il via stamani a Sestri Levante i lavori della nuova giunta Ghio, approvate 2 delibere relative alle scuole. La prima riguarda lo studio di fattibilità tecnico-economica per il completamento e l'ampliamento della scuola Descalzo di via Val di Canepa per un importo di 250.000 euro. Via libera poi al progetto definitivo di ristrutturazione della mensa della scuola Marconi di Santa Vittoria. Il progetto prevede un nuovo spazio ricreativo di circa 100 metri quadrati con grandi vetrate sul giardino. La spesa è di 334.000 euro. Entrambi gli atti serviranno per chiedere alla Regione Liguria l'inserimento delle opere nella graduatoria del piano triennale 2018-2020 per i relativi finanziamenti all'edilizia scolastica. Il Comune investirà poi 108.000 euro per aumentare la sicurezza in città. La cifra sarà usata per realizzare 2 ponti radio propedeutici all'installazione di 50 nuove telecamere. L'obiettivo della Giunta è di sorvegliare l'area del parcheggio della stazione, l'incrocio di via Fico con Largo Masi, Piazza Italia, l'ingresso del tunnel per Moneglia e via Vespucci, l'incrocio di via Gramsci, il ponte sul Petronio, Piazza Aldomoro, le gallerie di Sant'Anna e il lungomare. Per la prima volta la videosorveglianza coprirà anche le frazioni San Bernardo, Montedomenico, Tassani, Libiola e Loto. Altro tema, la Giunta Ghio ha approvato l'adesione del Comune al manifesto dei sindaci per la legalità, un protocollo che ha come obiettivo l'aiuto alle amministrazioni per mettere in campo tutte le iniziative possibili contro il gioco d'azzardo. L'idea è quella dello scambio delle buone pratiche con altre città italiane, l'aggiornamento sui progetti intrapresi, l'avvio di campagne informative per i cittadini. In agenda infine l'organizzazione di giunte di quartiere, momenti cioè di incontro, discussione e confronto sulle necessità delle varie zone della città, parlandone direttamente sul campo. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Giura sulla Costituzione e dà il via al secondo mandato. Valentina Ghio, forte della vittoria al primo turno, ma spiega in aula, aperta anche a chi non ha votato o chi ha votato per altri. Presidente dell'Assemblea è stato riconfermato Massimo Bixio, il vice è Paolo Smeraldi. 3 i gruppi di maggioranza, Valentina Ghio sindaco, da dove arrivano gli assessori Gianelli, Pinasco, Battilana ed Elisa Bixio, e i consiglieri Massimo Bixio, Silvio Rezzano, Gabriel Dell'Uomo, Daniela Mangini, Marco Piccinini, Andrea Garibotto e ancora Gabriele Ovindo e Mara Foresta, che è la capogruppo. Poi la lista Viviamo Sestri, che ha eletto Luca Ciotoli, mentre Giorgio Calabrò, critico con la Giunta per aver pescato i nomi da una sola lista, rappresenterà Sestri al centro. Nella Giunta si è rivista la Pinasco, assente nei giorni scorsi per motivi di lavoro, che impronterà il suo mandato di assessore ai servizi sociali nell'ascolto diretto con la gente. Io sono l'unico assessore nella storia che non ha avuto l'ufficio, perché non l'ho voluto, perché secondo me bisogna stare tanto fuori e poco chiusi dentro. Poi abbiamo una Sestri che è bellissima e quindi è anche più facile stare fuori. Ai banchi della minoranza i gruppi sono 5, Sestri e di tutti con Giampaolo Benedetti capogruppo, Riprenditi Sestri guidata da Marco Conti, Giovanni Toti Liguria con Giancarlo Stagnaro e per il Movimento 5 Stelle Fabio Sturla. La Lega è rappresentata dal capogruppo Albino Armanino e da Paolo Smeraldi. Quale sarà la vostra posizione di opposizione a questa giunta? Sarà di proposta, noi saremo semplicemente di proposta e vigileremo soprattutto che mantenga le promesse che ha fatto.
Ci sono stati dei ripescaggi di persone che hanno già svolto questo ruolo negli anni passati, noi speriamo che lavorino bene e faremo la guardia a queste cose.